Buonasera e bentrovati all'edizione di Pordenone del telegiornale di Telefriuli, le notizie del Friuli occidentale in primo piano. Partiamo dalla città di Pordenone e adesso parliamo di sicurezza. La recente aggressione subita dalla polizia nel Bronx di Pordenone ha scatenato le ire dei sindacati. L'UGL FSP chiede alla popolazione di scendere in piazza per manifestare sostegno ai poliziotti e spinge affinché quest'ultimi possano utilizzare la pistola elettrica. Sentiamo il servizio. L'aggressione alla polizia da parte di alcuni migranti nel centro direzionale Galvani, il cosiddetto Bronx a Pordenone, ha messo in allarme il sindacato UGL FSP, che teme altri episodi simili in città e chiama a raccolta i pordenonesi. Abbiamo assistito a un attacco vero e proprio alle istituzioni, in questo caso alla Polizia di Stato, in questo caso alle forze dell'ordine. Per la solidarietà dei colleghi chiedo alla popolazione di scendere in piazza perché devono essere vicino a chi tutto il giorno vigila su loro e sulle loro proprietà e sui loro ragazzi che vanno a scuola, sui loro bambini. Più tutela insomma per chi rischia ogni giorno la vita per difendere i cittadini. Oggi purtroppo ci troviamo a combattere con delle persone che non hanno una cultura diversa e in pochi minuti possono tirare fuori dalla tasca un coltello. La polizia oggi è preparata sul lato professionale, ma no a essere aggrediti in questa maniera. La soluzione, sebbene drastica, sarebbe quella di dotare i poliziotti di una pistola elettrica. Pochi giorni fa il capo della polizia ha recepito il nostro appello di UGL Polizia di fornire gli operatori della Polizia di Stato di una pistola elettrica, il famoso Taser. È un modello X2 che è stato già collaudato, verrà sperimentato nelle grandi città e poi distribuito, se tutto andrà bene, verrà distribuito agli operatori di tutta Italia. Una nomina un po' a sorpresa ha promosso un sacerdote della diocesi di Concordia Pordenone.